Da anni lavoriamo per questo, soprattutto perché occorre fare diagnosi e farla velocemente. 2 anni di attesa non sono accettabili per una famiglia, per un ragazzo, per tutti coloro che stanno nella società. Noi abbiamo depositato 3 mozioni. Una riguarda ovviamente l'aumento e il potenziamento dei servizi territoriali e dell'omogeneità, perché sono diversi da USL a USL. L'altra mozione riguarda la formazione dei sanitari, dei professionisti, perché devono essere formati per poter cogliere i primi sintomi e soprattutto fare la diagnosi. L'altro aspetto è che ogni USL deve avere un centro di diagnosi, di formazione e anche di servizio, in modo tale da dare supporto alle famiglie e ai ragazzi minori e maggiorenni che ovviamente hanno questo disturbo. Il nostro impegno è quello di ascoltare le famiglie intanto, di ascoltare le persone con la DHD, facciamo dei gruppi di automutuo aiuto abbastanza, cioè mensilmente, online, perché siamo d'accordo, stiamo facendo con tutto il Veneto, insomma, no? E poi noi di Verona siamo in contatto col provveditore agli studi, abbiamo affiancato gli sportelli, adesso faremo anche dei corsi di psicoeducazione e mano a mano che le persone ci chiedono noi diamo delle risposte, soprattutto anche dare indicazioni ai medici e agli psicologi dove cosa poter fare, perché tante famiglie si trovano spiazzate, non sanno dove andare, non sanno come fare, non sanno organizzarsi. Insomma. Le maggiori criticità sono intanto il fatto che nei bambini spesso appunto ci vogliono 2 anni per avere la diagnosi e lì ogni mese che passa è molto importante. E poi nelle persone più grandi il fatto della dispersione scolastica, perché se uno viene bocciato 1 volta, 2 volte, 3 volte poi va via. E anche negli adulti, se non vengono intercettati per tempo, c'è il problema delle dipendenze, del disturbo sociale, insomma, delle separazioni, dell'abbandono del lavoro, ci sono tante di queste problematiche. Sì.